Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Un ragazzo di 17 anni ha ucciso a coltellate la zia e ha gettato il corpo nel fiume che scorre nei pressi della sua abitazione. È successo a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia. Il giovane ha confessato durante la notte, messo alle strette dal magistrato Carmelo Barbaro della Procura di Pordenone che indaga sul caso. Il pubblico ministero ha poi trasmesso il caso alla Procura dei minori di Trieste. Per i rilievi carabinieri, il medico legale, il movente dell'omicidio sarebbe legato a gravi dissidi familiari. Ce ne occuperemo nella edizione delle 19:30. Parliamo adesso di turismo che, secondo la CGIL, che lo dice da tempo, non è la soluzione dei problemi che si registrano in città. Dati alla mano, il segretario provinciale Marega esplicita tali preoccupazioni che non riguardano soltanto i lavoratori del settore. Il turismo però deve in qualche maniera redistribuire in maniera più larga possibile su chi lavora all'interno del settore e sui cittadini questo benessere, perché altrimenti il benessere rimane concentrato nelle mani di pochi. Da tempo la CGIL, quando si parla dell'innegabile sviluppo turistico della città, esprime una perplessità non tanto di fondo, quanto piuttosto derivata da una serie di analisi che, attenzione, riguardano chi nel comparto lavora. Tanto lavoro precario, bene, è lavoro in cui il reddito è estremamente basso in funzione delle giornate lavorate, una media circa di 100-115 giornate lavorate. Più nello specifico, secondo Marega, troppe fra le persone che prestano servizio nel settore turistico non ricevono retribuzioni adeguate per poi accrescere la ricchezza della città. Quando tu porti a casa un reddito medio nella ristorazione di 11.000 euro, noi capiamo che poca economia si può far circolare in questa città. Senza contare quelle che Marega annovera fra le negatività di un turismo che dovrebbe essere regolato meglio. Il maggior traffico, difficoltà ad esempio nel reperimento dei parcheggi, uno sviluppo per quanto riguarda i cosiddetti affitti brevi, quindi l'aumento, ecco. Questo però si scarica sulla cittadinanza. E manco farlo apposta, durante la puntata di Sveglia Trieste di cui Marega era ospite, proprio sulla questione degli affitti, la telefonata di un cittadino ha raccontato una realtà per certi versi drammatica. Il mio stabile è stato acquistato per fare casa vacanza, a fine mese io e mia moglie siamo in mezzo alla strada. Ma il rischio è che persone come questa che ha telefonato siano costrette ad emigrare verso un'altra parte della città, la periferia eccetera, dove in qualche maniera per lui sia consentito poter in qualche maniera, ecco, perché altrimenti diventa impossibile per il cittadino medio affittare un appartamento per l'universitario eccetera all'interno del centro città. L'Associazione Esposti Amianto di Trieste, che da anni segue lavoratori, familiari e cittadini malati o a rischio causa la pericolosa sostanza, è stata insignita del sigillo del Consiglio regionale e si è comunque tornati a parlare della problematica. Il mio sogno qual è? È da arrivare alla fine della mia vita, poter dire di non avere più nessun malato nella mia associazione e neanche un esposto all'amianto, perché abbiamo ucciso questa killer finalmente. Questo è il mio sogno. È l'auspicio di Santina Pasutto, presidente dell'Associazione Esposti Amianto di Trieste, realtà che da anni segue lavoratori e familiari sul fronte dell'assistenza, dell'ascolto e della tutela, che ha ricevuto nella giornata mondiale delle vittime dell'amianto il sigillo del Consiglio regionale. L'amianto ha provocato una delle ferite più pesanti nella storia industriale della regione, in particolare nelle aree della cantieristica navale tra Trieste e Monfalcone. Secondo i dati del Registro Nazionale Mesoteliomi, tra il 1995 e il 2025 sono stati censiti 1574 casi di mesotelioma pleurico e 128 di mesotelioma peritoneale. Tante le misure messe in campo dalla Regione negli ultimi anni, dalla mappatura digitale dei siti contaminati ai contributi economici destinati ai cittadini, imprese ed enti impegnati nelle attività di bonifica e smaltimento, ma ora c'è un passo in più verso la ricerca. Questa Regione ha deciso di non accontentarsi più di fare una mappatura, di andare a vedere dove sono i siti, di dare contributi per le bonifiche eccetera, ma abbiamo fatto un ulteriore salto di qualità. Andiamo anche a finanziare la ricerca per curare la malattia. Siamo ora collegati con la sala operativa della Polizia Locale, segnatamente con l'ispettore Luisa Mastracchio. Buongiorno. Sì, buongiorno alle telespettatori. Allora,
posso dire che la mattinata è stata comunque intensa, pur essendo una giornata festiva. Ci sono state comunque chiamate per passi carai e altre problematiche, diciamo, qualche segnalazione appunto di sosta irregolare, non incidenti per fortuna. Intanto per oggi l'area di parcheggio sulle rive rimane ancora inibita causa la sosta, e causa la presenza di navi sia da crociera che mercantili, quindi attenzione a questo, chi avesse avuto intenzione di parcheggiare in quella zona là. Poi per quanto riguarda oggi, dalle 10 alle 24 circa presso il piazzale Azzurri d'Italia dello Stadio Rocco c'è una festa, un quadrangolare di calcio comunque organizzato dalla Roianese, e in questa fascia oraria, quindi dalle 16 alle 22:30 di oggi, verrà fatta anche musica, anche in deroga ai limiti acustici, quindi anche per avvisare la popolazione residente, in particolare nella zona di Valmaura. Rimanendo sempre nella zona di Valmaura, siamo a Cegas, è presente in Carpineto 14, su uno scavo urgente causa una perdita d'acqua. Sono stati spostati gratuitamente, diciamo, tre veicoli. E poi un anticipo per le giornate di, diciamo, domani e dopodomani. Domani ci sarà per la manutenzione programmata degli impianti semaforici, in particolare dalle 8 alle 12 Carducci, Battisti e Piazza San Giovanni, e dalle 13 alle 17 Goldoni, Corso Italia, Mazzini e Corso Saba. Un'ultima cosa, anzi due ultime cose direi. La prima per il 15 del 6, anzi per il 16, perché è stata posticipata di un giorno, ci sarà la chiusura della via commerciale dal giorno 16 all'11 settembre, dal giorno 16 giugno all'11 settembre, causa lavori di profondo rifacimento delle reti fognarie, idriche ed elettriche. Verrà attuata quindi la chiusura della via commerciale tra Casali e via Sant'Anastasio, quindi fare attenzione allo stravolgimento della viabilità in quella zona. E ancora una cosa per quanto riguarda la Galleria Carso in direzione Trieste, è stata attualmente, per il rientro e comunque per la domenica, è stata attualmente riaperta, e ci sarà domani nuovamente dalle ore 4 la chiusura della stessa fino alle ore 18 del 6. Ecco, queste sono le cose per la giornata di oggi. Per il resto tutto a posto, restituirei la linea, saluterei tutti. Grazie ispettore, buona giornata e buon lavoro. Altrettanto a voi, grazie, salve. Invio il più cordiale saluto ai partecipanti riuniti a Gorizia in occasione del 32esimo raduno nazionale dell'Associazione Nazionale Artiglieri d'Italia, custode di una nobile tradizione che unisce idealmente le generazioni in servizio e in congedo. Lo scrive il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio al Presidente dell'Associazione Nazionale Artiglieri d'Italia, Generale di Brigata Pierluigi Genta, artiglieri che celebrano appunto il proprio raduno a Gorizia. Scontro tra due moto lungo la strada regionale 56 a Pradamano, uno dei due centauri, una donna della quale non si conoscono le generalità, è stata trasportata in volo all'ospedale di Udine in stato di incoscienza. Le sue condizioni sono giudicate critiche. L'altra persona coinvolta trasportata in ambulanza in codice giallo. Rilievi da parte dei carabinieri del Norm di Palmanova. Sul luogo del sinistro anche una squadra dei vigili del fuoco di Udine. L'arteria è rimasta per parecchio tempo chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Il problema si ripresenterà a settembre, quando le scuole riapriranno, quello delle classi in sovrannumero. Non un sovrannumero per quanto riguarda, come dire, il numero degli studenti, si parla più che altro di numero di iscritti alle varie scuole. Questo problema presenta anche aspetti kafkiani e il Comune studia correttivi.
I problemi con cui il mondo della scuola ha a che fare non sono affatto pochi. Fra i tanti, quello che si pone soprattutto a livello organizzativo riguarda il progressivo venir meno del concetto di scuola di appartenenza, fra l'altro per ragioni comprensibili legate al mutamento sociale del paese. Perché tutti siano in grado di erogare un servizio che è quello che noi tutti assieme dobbiamo alla cittadinanza, è chiaro che una sinergia è indispensabile. E che però deve tener conto dell'autonomia dei singoli enti. L'assessore comunale all'educazione Maurizio De Blasio ha pensato ad un correttivo che coinvolge gli istituti comprensivi, l'ufficio scolastico regionale e altre realtà. Io sono ottimista in questo, credo che messi assieme e condividendo un obiettivo, ecco, si arrivi poi alla soluzione dei problemi. C'è però un caso limite che l'assessore racconta e coinvolge due fra le più importanti scuole medie triestine. Sta succedendo ed è uno dei motivi per cui abbiamo ritenuto opportuno cercare ragionamenti condivisi e collettivi in sinergia. È successo in quella che è la scuola media, no? Adesso secondaria di primo grado, per cui scuola che vive un calo di iscritti e che però fornisce l'aula alla scuola che in qualche modo sembra aver recepito quel calo di iscritti. Al di là della questione logistica, non da poco ben inteso, restano le ragioni collegate alla scelta, da parte delle famiglie, di orientarsi su una scuola piuttosto che su un'altra. Vi sono considerazioni non banali né di comodità, come pare stia avvenendo in questo caso. Cos'è la rigenerazione urbana, concetto alla base della politica urbanistica del Comune? Ce lo spiega Eddy Dallabetta, dirigente del Servizio Pianificazione Urbana di Palazzo Sipario. Qualche giorno fa il Comune ha tracciato un primo bilancio del progetto Scintille, un contributo regionale per Trieste di poco inferiore ai 2,5 milioni di euro che sarà utilizzato in 2 quartieri periferici, San Giacomo e Valmaura Giarizzole. Indipendentemente da ciò che sarà portato avanti grazie ad esso, Scintille accende un riflettore su un concetto cui assai spesso si accenna. Uno dei contenuti di questo progetto, oltre ai progetti edilizi che stiamo sviluppando, è il programma integrato di rigenerazione urbana. Attenzione però a ritenere che la rigenerazione urbana vada ad esaurirsi in interventi esclusivamente edilizi. Non è solo lavorare sullo spazio fisico, per cui sugli edifici, sullo spazio pubblico, al fine di darne qualità. Il concetto di rigenerazione urbana in realtà porta con sé qualcosa di più, una riconsiderazione generale dello spazio all'interno o paradossalmente anche all'esterno del quale interviene, con ciò comprendendo anche aspetti collegati alla funzione sociale del territorio oggetto del progetto stesso. Ma è soprattutto lavorare anche sulla comunità, perché abbiamo tematiche che sono legate alla marginalità, sono legate a problematiche anche di sicurezza urbana. Sport, prova decisiva domani sera per le Orchette. La pallanuoto femminile dovrà sconfiggere la SIS Roma per arrivare ad una bella e sperare di accedere alla finale del campionato. Crederci fino in fondo. Lunedì 15 giugno, in gara 2 di semifinale scudetto del campionato di Serie A1 femminile, la pallanuoto Trieste affronterà la SIS Roma. Si gioca alla Bruno Bianchi con inizio alle 20 e ingresso gratuito per il pubblico, diretta streaming sul canale YouTube della squadra. Il pubblico sicuramente sarà un elemento fondamentale, perciò un appello ai tifosi è sicuramente di venire a vedere la partita lunedì sera. Vi aspettiamo in tantissimi, cerchiamo di riempire le tribune perché servirà tanto supporto. Sotto per 1-0 nella serie dopo la sconfitta incassata ad Ostia lo scorso 6 giugno, non ha molte alternative la squadra sponsorizzata Summer & Co Shipping. Servono assolutamente la vittoria per forzare la bella e tenere vive le speranze di qualificazione alla finalissima e una prova di alto livello perché l'avversario che si troveranno davanti, le Orchette, ha confermato di possedere davvero tanta qualità. Il loro punto di forza sicuramente è la profondità, portano bene il contropiede, comunque anche da schierate
hanno un bel gioco. Noi dobbiamo cercare soprattutto in difesa di essere compatte, abbiamo sempre dimostrato di poter fare bene. In gara 1 l'assist di Marco Capanna aveva messo in mostra tutto il proprio talento offensivo. Sara Centanni e Maxine Schaap, 7 gol in 2, hanno trovato tanto spazio sugli esterni, mentre a Boa la coppia composta da Agnese Cocchiere e Lavinia Papi aveva guadagnato espulsioni e messo pressione alla retroguardia triestina. Tra i pali Olimpia Cesena ha dato sicurezza a tutto il reparto, disinnescando spesso le conclusioni a rete alabardate. Saranno loro le osservate speciali della sfida di lunedì sera. Il pubblico sicuramente sarà un elemento fondamentale, perciò un appello ai tifosi è sicuramente di venire a vedere la partita e lunedì sera vi aspettiamo in tantissimi, cerchiamo di riempire le tribune perché servirà tanto supporto. Una mostra al Museo Diocesano invita a riflettere su Gesù attraverso la figura di San Francesco. L'esposizione sarà visitabile da domani. Preceduta da una presentazione tenutasi all'Auditorium Bonifacio del Seminario, è stata inaugurata al Museo Diocesano, al primo piano del palazzo di via Besenghi 16, la mostra Franciscus Alter Christus, che sarà aperta al pubblico a partire dal 15 giugno. L'esposizione occupa uno dei corridoi del museo e riflette sulla figura di San Francesco. Come scrive il vescovo Trevisi nel quaderno che accompagna la mostra, Alter Christus significando un secondo Cristo, San Francesco diventa uno strumento decisamente fra i più alti attraverso i quali ci si può avvicinare a Gesù. L'esposizione, curata da Agostino Riccardi di Nieto, direttore del Museo Diocesano, aiuta dunque ad entrare nella verità cristiana attraverso le opere d'arte. 4 sono gli autori contemporanei presenti in mostra: Sofia Novelli, a immagine dell'amato, Oleg Supereco, San Francesco d'Assisi, e gli scultori Alan Pascuzzi, San Francesco Alter Christus, ed Etienne Zobler, il transito di San Francesco. Completa l'esposizione un meraviglioso bozzetto realizzato nel 1949 dallo scultore triestino Franco Asco. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, vi do appuntamento a quella delle 19:30. Buon pomeriggio, a più tardi.